10.000 mi piace e costruisco il campeggio segreto in Villa Elizza. Questa è la mia casa per le prossime 24 ore. E ciao, benvenuti o bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come state vedendo, ci trasferiamo in piscina lì, nel castello gonfiabile. Fai notare, guarda che bella porta. Che bella porta, io da lì entrerò. Spero che ce la faccio ragazzi, la vedo molto piccola. Sono le 10:14, quindi siamo svegliati un'oretta fa. Tempo di gonfiarlo, anzi adesso vi faccio vedere il momento del gonfiaggio. Bene signori, come prima cosa dobbiamo gonfiare il nostro castello gonfiabile. Eccolo qui, ovviamente videomaker blurriamo tutto. Servono due coltelli. Immagina se lo buco aprendo il cartone sul coltello praticamente per la carne. Tada! Bello, eh? Ovviamente questo sono io e questo è Ermonio. Comincia a prendere forma, come vedete. Stiamo gonfiando addirittura col compressore. Ovviamente per fare prima 24 ore solo per gonfiare il gonfiabile. Finalmente ci siamo. Ecco la mia fortezza. Bello, ragazzi, guardate qua anche le torrette. Esteticamente e visivamente parlando penso che è veramente molto bello. Coloratissimo ed è penso il castello più bello di sempre. Adesso lo porto in acqua e poi comincia ufficialmente questa 24 ore che vi avevo promesso. Che bello, guarda là. Eccoci tornati in piscina. Questa challenge ragazzi ve l'avevo promessa, al raggiungimento di 10.000 mi piace sotto l'ultima 24 ore qui dalla villa, ossia quella del mangio sushi per 24 ore. Vi è piaciuta tanto, avete raggiunto i 10.000 mi piace e adesso ve ne dico un'altra. 10.000 mi piace sotto questo video e costruisco il campeggio segreto in villa, dove ci vivrò per altre 24 ore. Prima di tutto, prima di mettermi nel castello, faccio anche un bagno. Com'è bella fresca ragazzi. Guardate qua quanto è limpida l'acqua. Tra l'altro una tavola. Quindi siamo pronti a diventare principi? Andiamo. Eccoci! No, sto deragliando. Oh, però sembra mantenere. Sto già cominciando ad imbarcare un po' d'acqua. Non ci credo! Buongiorno. C'è sempre una connessione particolare con mio padre. Cosa hai portato? Un po' di gelato e un po' di mozzarella perché siete morti di fame, allora capite? Ovviamente tutto questo lo dovrò mangiare all'interno di questo castello perché ti informo che vivrò per 24 ore qua dentro e quindi come taglia? Quindi due castelli. Che non sapevo. Te l'ho detto, sei venuto al punto giusto. Voglio bellissimo. Allora devo provare ad alzarmi in piedi. Non volesse rompere, voglio che sei per creatura, non è per me. Ce l'ho fatta. Ragazzi è una casa, guardate qua. È una casa a tutti gli effetti. Sarà un 100 metri quadri con 3 bagni. Sta la cucina, il soggiorno. Vabbè adesso non le vedete perché le sto coprendo io con il mio fisico. Sono le 10 di mattina. Che si fa la mattina? Il pasto più importante della giornata. Tati! Ecco il mio primo maggiordomo. Anche perché non mi posso muovere. Dimmi tu. Cosa si fa la mattina? La colazione. Quindi Faccio una bella crepe. questa è la tua fortezza PSG. Oh no, Esatto, questa è la mia fortezza PSG. al riparo dalla guerra PSG in corso. Ragazzi, facendo una crepe ovviamente senza lattosio per superarla. Ecco, la farei saltare, ma non è la padella adatta, ragazzi. Riempiamo con questa Nutella, perché lo sapete, questa è per gli erbivori, ragazzi. Ma si viene la diarrea, come fa? Deve cagare. È l'acqua. Quanta Nutella, mamma mia. Adesso tocco di classe per non bruciarmi. E voilà! Comunque già comincia a fare caldo, e stiamo soltanto tipo a mezz'ora. Guarda qua, che spettacolo. Bella. Meno male che ho comprato la Nutella quella vegana. Vegana. Non te l'ha messa? Oh mamma mia. Ma quella normale. E che faccio? Stai già cagato. È l'acqua. Anto? Ma già che combinato. Anto, mi dite sempre comprati una casa scattato due castelli. Ah, bella, Gio. Il boss delle cerimonie. Anto, imboccami. Che senso, Gio? Voto. Mamma mia. Assaggia. No, non puoi, già l'ho mangiato. Mamma mia. Oh, ma senza... Veramente? Senza lattosio. Cioè, come le fate? Acqua, farina, un po' di zucchero, olio extravergine di oliva. Ma che colazione? Colazione davvero, re. Hai capito? Questo castello, un'area toilette, non ce l'ha, non è prevista, giusto? Come si fa in quei casi? Noi due ci siamo, se vengo magari più tardi. Più tardi. Pospondo io. Verso la fine. Ah, ok. Non si mi finisce la challenge. Non mi sono manco portato il telefono, dopo qualcuno me lo deve portare perché sennò che mi picca. Lo sa Giovanni, quanto lo pagheresti un telefono in un castello? 100 euro. Vabbè Giovanni te lo porto allora. 90! Vai, si sta facendo un po' tragica, non so che ore sono perché non ho pagato la cauzione del mio telefono ad Antonio. 100 euro ne tengo, catino, da dove picchia. Però voglio il sole picchia. Sto sudando tanto, ogni tanto
tanto sì mi butto un po' di acqua addosso, però è un po' difficile la vita qua dentro. Allora, dopo aver fatto colazione devo fare una cosa importantissima, mangia la merienda. Buongiorno ragazzi, appena sveglio, non mi sono né lavato faccia né cambiato pigiama. Homer Simpson, Totò. Dimmi tutto. Devo lavarmi i denti e tu sai bene in queste challenge come funziona. Mi serve dentifricio, spazzolino. Che significa vai a prendere? Già io. Maggiordomo. Allora andiamo. Io penso di aver preso tutto. Spero di aver azzeccato lo spazzolino. Ah, comunque è morto. Allora, dimmi se questo è il tuo spazzolino. Grazie, che è successo? Ah! Vedi? Svegliato. Allora dimmi che questo è il tuo spazzolino perché sennò non risalgo. È mio. Meno male. Ok, allora mi devo lavare le braccia, per le scelle. Ah, ok. Scusa, non lo faccio. Ma mo ero sputo. E mi portano sicchia, Andrea? Ti. sei Vabbè, capito? ti do intanto questo le metto dentro. Lavo i denti baciato dal sole. Lavate i denti, ragazzi, è importante. Merda, ma quella devo pure riportare io, madonna mia. Andrea, questa è una cosa che nessuno sa. Ti fa schifo l'odore del dentifricio, eh? No, mi fai schifo tuo. Sono una cosa che a tutti noi piace e anche a te. L'odore della fega. Inconfondibile, signori. Vediamo se capire che parlano zinga. E non capi. Oh, Appo la capo qua. Appo. Andiamo a bere. Ma riesci a prendere le misure? No, però me la fa buono. E bire in un buca un castello, un succo. Al contrario. C'è una posizione strana, pure l'acqua. Cioè, Adattate. ci sono dato mi recruco. No, ma secondo te il castello nell'acqua è ignifugo? 90! Ah no? Vi prego, qualcuno che mi porta il telefono perché so da stamattina che ok, so quando sono entrato, ma non so quando esco. Dici, proprio quando vengo in due sono due, sacci quando vengo, ma sacci quando me ne va. Giovanni, al posto di prenderti, cioè annoiarti, pensi stai annoiando là dentro un po', Per capire che ore sono, ho detto Ti ho portato il tuo dispositivo mobile, Grazie. fermati un attimo in questo castello qua. a mezzi si è fatto. Bene, che faccio? Più o meno noi mangiamo verso l'1:30. Secondo me ti stai iniziando anche a bello scottare, Appunto, pure La questa crema? La crema, sì. Me la porti, una bella crema. Taglio il sole veramente scotta assai. Facciamo un gioco, Giovanni. Il numero che ti scrivo, ok? Vai. Vai. 4. Bravo, complimenti Giovanni. Iniziamo a spalmare la crema. Ah! E tu vuoi bronzare tu, mo? Non ma, solo. vabbè, ma la crema ti aiuta a proteggere, Schiena fatta, Ok, quindi avanti pure ora? Sì, sì. Ah! Braccia? Pure le braccia, non l'avevi È vero, fatto. è vero. Non mi danno nessuno pack. Se faccio il rimusco. Qua la tecnica non la tu. No, Destra si no. tramanda sì dal destro al sinistro. Ok. Sto guardando la tedesca a due porte, ragazzi, in Villa Liz. Ma già buffate i video nostri. Guagliù, fondamentale la parete del castello. Fondamentale. Io che sto facendo ogni tanto? Visto che il sole adesso sta là, mi sto mantenendo dietro questa parete che mi sta tenendo comunque anche abbastanza, a parte riparato dal sole, però mi sta tenendo anche abbastanza fresco. E cosa ancora più importante, che ogni tanto faccio così. Mi affaccio, prendo un po' d'acqua, me la passo in faccia e me la butto qua dentro. Ragazzi, è pronto? E io mo come faccio? Mi serve qualcuno che mi porta qualcosa da mangiare. Dopo te lo porto, Gio. Mamma mia il maestro, No, mamma il no, maestro. mo te lo vado a prendere, devi mangiare pure tu. Ah, là dopo ti porto una cosa a sorpresa. Maestro. Sì? Per quando mi aderai! Buongiorno, benvenuti al McDrive, sono Valentina, come posso aiutarla? Io sono sempre Ermoscio. Sì. Bene. Allora, ti volevo chiedere un menù piccolo del Big Mac con la Coca-Cola. Grazie. Sì, Vale. Ah, carne d'ossa, Grazie, Vale. Un signor pranzo. Gio, te l'avevo promesso. Mamma mia che bellezza. Andrea, grazie mille, tu sì, che sei un vero amico e questa sì che è la vera amicizia, altro che tatino e figlio. Ah! Andre, grazie mille. Tu invece il maestro, niente, Andre. Il maestro stava facendo il suo lavoro. Io ho fatto un favore. Allora, mondiali menù, ma non c'è il bicchiere. Non so, ci avranno ancora il riciclo. Il bicchiere? Te lo metto sempre qua dentro, se no quando che va in acqua. C'è una sorpresa, eh? Sì. C'è una sorpresa. Da vero amico. Sì? Poi veda, vabbè, molto scontato. Ah, aspetta Andrea, a proposito, ma dopo Oh, cosa? Un già bicchiere? va? Ah? te devo pagare?
Vabbè, non fa niente, dai. Periodo non proprio florido il mio, però dai, va bene. Ma guarda che ti ha preso il tuo amico. Già ho capito, ragazzi. Beh, mi era scontato. Patatine, Big Mac, che tra l'altro è il mio preferito. Vedi, alla fine lo so, diciamo, non conosco quello di Giuseppina. E tu sì. Ma soprattutto alette di pollo. Da Diciamo quello che condividere. stai diventando tu sotto al sole. più o Dai, meno. una la prendo anch'io, una però. Vai, Massimo una. Buon appetito. Signori, Mamma mia. quale avresti preferito tra ketchup, maionese e barbecue? Vediamo. Barbecue. Vabbè, questo è ketchup. Ah, 14,55 Gio. perfetto, quasi le 3 per mangiare. Ci sta. Mamma come piccano. Beh, però lo sapete già. Le alette del McDonald's, voglio. Sì, le... Non ne fanno così. Io allora, No, sono ottime. io sono andato ovunque, lo sapete, ho portato vari video sulle alette che mi piacciono troppo. Ma queste. Ora dobbiamo andare a provare le ascritte, signori. Andiamo col Big Mac. Se abbiamo il coraggio, facciamolo per la prima volta. No, già. Anni, non l'ho mai fatto. No, basta. Chi le fate? No, basta perché sennò ingrasso troppo, ragazzi. Vai, fallo con il maestro, aspetti, ti riprendo. Maestro, ecco qua. Maestro. Sta scena è un po', ecco. È buona. È successa una cosa al campeggio di Giovanni quando era piccolo, una cosa che ogni volta che la racconta ridiamo. Se a 10.000 mi piace, ci arrivate, facciamo questo video, però lui deve raccontare la barzelletta. No, Diciamo 10.000 sono pochi. 15.000 Andrea. No, frate. A 10.000 la facciamo, a 15.000 la raccontiamo. No, hai capito? 15.000 mi piace, racconto quello che mi è successo quando ero piccolo e facevo gli scout. Enzo, non li meritano i like, quella sto. Credetemi, 15.000 mi piace perché sta cosa è da raccontare. Ci sta. Big Mac è insuperabile. Mamma mia, temperatura ideale. Che segato. Guarda qua come sto sudato. Cioè, riprendimi proprio da sotto. Guarda qua. Cioè, veramente sto buttando. Sai, perché è comoda, ma come ho detto prima, lascia passare poca aria. Giovanni? Sinceramente, veramente il clima ideale questo qua. Ora veramente si ragiona. Il sole se n'è andato, si sta comunque bene, si sta freschi. Adesso ho finito il mio menù del Big Mac e manca una cosa fondamentale, la Coca-Cola. Bella fredda col ghiaccio, dopo aver mangiato. Pure un ghiaccio sotturente. Così già rimane. Coca-Cola, bene. Uragano in atto, io mi sono appena fatti i capelli e Giovanni è lì in difficoltà, piove, ha dirotto. Sta piovendo, ragazzi. Ufficialmente iniziata la pioggia. Sì, guardate, si vede magari da qui forse. Comunque sì. è iniziata, ragazzi. Io ho già appena iniziato, là guarda il tempo come... Oh! Guarda il tempo dietro di te. Va bene, voglio dire che la challenge possa concludersi. Come si fa a concludere? È pure presto. No, ma va appena cominciato. Io mi auguro che finisce presto, Ragazzi, come promesso, vado anche io insieme a Giovanni, quindi adesso mi butto. Andre! No! Ah! Diciamo mi stai facendo già abituare a quello che sarà tra pochi istanti. Ma che figata! Bello, eh? Oh, bello! È top. Allora, secondo me per bilanciare, così, da quest'altra parte. Wow. Guarda qua. Comunque secondo me se non piove un'oretta di sonno qua. È top. Mo fa freddo però. Allora, ci vediamo tra poco con l'uragano. Maestro, io propongo un gioco al volo. Niente Primo che- che la fa vince. Allora, Madre. dobbiamo dire 3 squadre e dobbiamo indovinare il giocatore. Però dobbiamo dire una alla volta. Alla squadra, ok? Se no non ci capiamo. 3, No, spiega, ma già fa. 3, 2, 1, Napoli. Chelsea, Milan. Higuain. No. 3, 2, 1, Inter. Roma. Dortmund. Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Sta bene, comodo. Ora sì, il problema è dopo. Penso però starci tutte queste Ma cose. pensa se, cioè, mo che viene a piovere, te di nero. Allora, maestro, qui oggi siamo Dante Alighieri, Guido Guinizelli e Guido Cavalcanti. Non parliamo, ma penso che è arrivata l'ora. Sega? Quattro intro. Sega, voglio. Sega. Comunque ho guardato le previsioni, la perturbazione sta girando attorno alla Villa Elizia. Infatti se guardi laggiù sta piovendo, si vede poco, guarda. Ah, ma pure Andrea qua. Ma che cazzo? Vado, farei tipo una frog splash. Vabbè, chi lo sa che cos'è una frog splash ha già capito. Chi guardava il preside. A chi serve questo? A chi? A me? Non
Addosso tutti, dai. Bene. Almeno il petto coperto. Petto coperto così non vedete i peli e via. Ora se fossi una donna magari ecco. Ora sì, Spero che arrivi un uragano. Ma io c'ho un grandissimo problema. Sono le 18:01, quindi sono già 8 ore cadendo. Allora il sole se n'è andato, come avete visto prima, anche piovuto. Temporale scampato, ma tengo un grandissimo problema. Mi sto pisciando sotto. E la Coca-Cola sta cominciando a fare i suoi effetti. Caro Giovanni. Come funziona? Oh, ciao! Come funziona adesso, Enzo? Io mi prendo un caffè, caro Giovanni, per andare in bagno, perché ovviamente non la fai in piscina, non la fai in casa, nella tua casa. Hai 1 minuto da tempo a partire da ora. Signori, 1 minuto. Il mio telefono va. Vai. Almeno mantienimi il telefono, Enzo. Non posso. Ciao Giova, tutto a posto? Oh, ciao. Però la pianta dove faccio io? Vai! Ma no. 39 secondi. Mamma mia, sta Coca-Cola e prima. Mamma mia, si sente, maestro? 5, 4, 3, 2, 1. Finito. Non puoi pisciare più. Ah no. Mirko. Non puoi capire quanto ha bagnato. Gliel'ho detto a Mirko, importante. Mirko, che devo fare? Giova, aspetta, Giova. Che buttato tu, stai? Mamma mia. Ma io che sollievo. Ah! Ho sconcegato i pensieri. Non potete capire la sensazione di toccare di nuovo la terraferma dopo anni e anni in cui sono stato qui, rinchiuso. Queste 4 mura. Ma è una challenge. Facciamo questa challenge, va, vediamo chi da un bordo all'altro fa canestro. Con i piedi ovviamente. Ma da cogliere a me, ha detto la palla cadino. Auro, che spettacolo, questo. No, ho avuto che qua stiamo morendo disidratato. Che spettacolo. Ma cos'è? Il bar in acqua? Fammi sapere. Questa è estate, È venuto il mio umile destriero. Buono. Com'è? Buonissimo. Dai, io è normale. Mamma mia. Bella. Quale ti piace di più? Il rosso, il bianco o il giallo? Tra melone e anguria, dici? Eh sì. Dipende, se è rossa l'anguria mi fa eccitare. Ottimo! Si è fatta notte. Curata notte praticamente. Sono le 21:15. Allora devo dire, sto cominciando a sentire un po' di freddo. C'ho il costume pure un po' bagnato perché in tutto questo mi ha gettato poco acqua in culo oggi, come avete visto. Endo si è fatto orari. L'ordine a Castello? Delivery? Io ho il quanto è 21 questo qua? Sì. 20 è mio. Come va Giova? Com'è andata oggi? Abbastanza bene, non mi posso lamentare, però sto cominciando a sentire freddo. Mo si sta facendo A livello di fame come stai messo? potente. Però devo dire che oggi ho mangiato, Ho mangiato pure tutto quello che volevo, oggi ho mangiato. Però non so questa sera cosa c'è. Vai, lascio a te scoprire, vai. Bello sto Allora, bello. qua c'è un mix, nuovo che sfiziamo, no? Una frittata di pasta, di maccheroni con un grande ragù avanzato di Chef Frank, poi straccetti di pollo impanati, pollo sulla piastra e la tua famosa mozzarella con tanto lattosio. Ando, sei pronto? Vai, 1, 2, vai Giovanni, Ando, no! mezzo al mare, vai! No! Finché il castello va, lascialo andare. Buona cena, Giova. E così mangio da solo. Giova, sì, dai. Però è romantico, Occhio, magari dopo ti fai un personal, ecco. Vabbè, mi continuo a mangiare la mozzarella e poi una grandissima capata con pasta fritta di maccaruno. Buona cena. Oh. Bella. Fa freschetto, però mi sto riscaldando con bei maccheroni. Vabbè, Giova. Oh. Slovian Bratislava, Trabzonspor, Napoli, chi è? Giova. Non ci credo, si è tormentato. Vai, Giova, ragazzi, il bimbi Sune sta dormendo, assurdo. Ha pure freddo, ma a quest'ora. E ci vediamo domani mattina. Chissà come se lo troviamo. Po. Affogato. No. So che ore sono, sarà notte fonda, ho preso sonno. Sto gelando, vado giù, sto gelando. Questo è tutto quello che vedo. Mega luna. Fortunatamente le mura del castello mi hanno un po' riparato dal freddo, ma
C'ho l'acqua che praticamente è entrata, non so come, ma la tengo tutta dietro la schiena, c'ho tutto bagnato, pigli qualcosa, frego, bronchito, qualcosa pigli. Tosta, voglio tosta, è stata tosta, io spero solo che il video vi piaccia. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale Maga Cuccano, ma doletto era devo uscire da qua dentro. Per forza devo uscire da qua dentro, mamma mia. Buonanotte. Fai pure una vita del freddo polare che ho preso. Ah, guarda qua, su un bacio. Ah, vicino alla sera là, con l'acqua dietro la schiena.